È stato operato nella notte per la frattura vertebrale il ciclista friulano Nicola Venchiarutti, ferito in gara nell'incidente che ha causato la morte del tecnico della Viris Vigevano. Il 23enne muove le gambe. Restano gravissime le condizioni di Marco Vivan, il pilota del velivolo precipitato sabato. Ha riportato ustioni sull'80% del corpo e lotta per la vita. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'idrogeno è l'energia del futuro, ha detto il ministro dello sviluppo economico Giorgetti oggi in Regione. Bisogna prima decidere come produrre energia, dice Benedetti, presidente della Danieli, e prendere posizione sul nucleare. Comune di Udine, università e associazioni di categoria hanno siglato questa mattina i primi atti verso la costituzione del distretto del commercio per valorizzare la vocazione emporiale della città e definire strategie comuni. Separazione tra Cioffi e l'Udinese, il tecnico non rinnoverà il suo contratto, scarno comunicato di saluto della società bianconera che pensa a Pecchia, Zanetti e Inzaghi, mentre Cioffi è atteso a Verona. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Tanta apprensione per il ciclista friulano Nicola Venchiarutti, rimasto ferito nell'incidente in bici accaduto ieri al Trofeo Comune di Castelfidardo, incidente nel quale è morto il tecnico della Viris Vigevano Martolini. Nella notte il 23enne è stato operato per le fratture vertebrali e arrivano i primi segnali positivi, muove le gambe. Ha vissuto ore d'ansia la famiglia di Nicola Venchiarutti, il 23enne ciclista friulano che ieri al Trofeo Comune di Castelfidardo è stato sfortunato protagonista del gravissimo incidente, in seguito al quale ha perso la vita Stefano Martolini, tecnico della Viris Vigevano. Il ciclista friulano è rimasto ferito seriamente ed è stato subito trasportato nell'isoccorso al Policlinico di Ancone. Nella notte è stato sottoposto a un intervento di decompressione midollare e di saldatura della vertebra polifratturata. Dagli amici della ciclistica buiese al collega Alessandro De Marchi, che ieri aveva scritto su Facebook un accorato "Forza Nicola", in tantissimi hanno rivolto un pensiero al giovane corridore. Anche Enzo Cagnero questa mattina era particolarmente scosso dalla notizia. Ho seguito questa cosa fino alla tarda nottata, anche di prima mattina, perché a Nicola sono affezionato. Quello che è successo è veramente una tragedia. Mi dispiace molto per il ragazzo, sono vicino ai genitori che ho sentito ieri sera e a tutti coloro che li vogliono bene. Dopo l'intervento sono però arrivate fortunatamente notizie cautamente rassicuranti. L'operazione eseguita dall'equipe medica guidata dal dottor Roberto Trignani, esperto in neurochirurgia, è andata a buon fine. Visitato questa mattina, l'atleta ha risposto a tutte le stimolazioni ed è tornato ad alzare le gambe. Segnali positivi che fanno sperare in un decorso ospedaliero regolare, anche se l'atleta, che nel frattempo è stato raggiunto dai genitori, rimane sotto osservazione. Restano gravissime le condizioni di Marco Vivan, l'uomo di 62 anni di Porcia che pilotava l'ultraleggero precipitato sabato mattina a Casali Loreto tra Sedegliano e Codroipo. Resta ricoverato ai reparti grandi ostionati dell'ospedale di Padova e il suo quadro clinico è particolarmente critico. L'uomo presenta ustioni di terzo grado sull'80% del corpo e accusa problemi respiratori. Dopo l'impatto Vivan era uscito dall'abitacolo del velivolo in fiamme, nulla da fare invece per il passeggero Mauro Caporale, 40 anni di Porcia, è rimasto intrappolato nel velivolo e morto carbonizzato. La procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento resta impossibile fare ipotesi sull'accaduto. La procura deve ancora affidare la perizia, è stato chiesto supporto all'ENAV. Gita scolastica da dimenticare per uno studente di 16 anni di Padova che è stato urtato questa mattina a Aquileia da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Giulia Augusta, a pochi metri dalla Basilica Patriarcale. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri di Aiello, il giovane sarebbe stato toccato dallo specchietto di un'utilitaria finendo a terra. A colpirlo un appunto guidata da un 56enne del posto. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine per accertamenti. Fortunatamente non sarebbe in condizioni gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i militari della compagnia di Palmanova. Sangue ovunque e vetri rotti, questo è lo scenario che si sono trovati davanti questa mattina i titolari del ristorante allo Storione di Prata in seguito a un furto avvenuto nella notte. L'autore, un richiedente asilo
minorenne si è ferito nello scasso, è stato individuato e denunciato ai carabinieri. Ha sfondato la vetrata del ristorante Allo Storione a Ghirano di Prata con un calcio, ferendosi in modo serio, ma nonostante questo ha proseguito, facendo razzia di soldi, liquori e sigarette, spargendo sangue dappertutto, per poi fermarsi fuori dal locale a bere un bicchiere, prima di far perdere le proprie tracce, seppur per poco. Il protagonista del furto, avvenuto nella notte, è un richiedente asilo minorenne, tunisino, ospite di una onlus del territorio, già individuato e denunciato in giornata dai carabinieri della compagnia di Sacile, da verificare se ci fossero stati dei complici. Il locale preso di mira è uno storico ristorante, già in passato teatro di diversi furti, ingenti i danni. Abbiamo avuto appunto lo sfondamento di questa vetrata e poi sono entrati sul retro, chiaramente hanno lasciato sangue ovunque e facendo anche altri danni, insomma. Hanno rubato dei soldi dalla cassa, delle sigarette, dei liquori, ma è anche il danno più che sia perché hanno sporcato dappertutto con il sangue, hanno rotto la tenda, hanno sfondato questo lastrone qua, hanno rotto una sopralzata di cristallo per i bicchieri, hanno fatto diversi danni, insomma. A scoprire la scena raccapricciante, con sangue ovunque e vetri rotti, è stata la madre del titolare che abita sopra il locale. Attorno alle 5:30 del mattino ha subito allertato i familiari che gestiscono anche l'adiacente supermercato e il vicino hotel dall'Ongaro. La mamma con mia sorella hanno sentito un colpo, però purtroppo era durante il temporale, quindi hanno dato un po', quelle cose a metà che non si riescono bene a individuare. Poi alla mattina, quando si sono alzate, hanno visto la mala sorpresa. Ecco. Oggi in Regione il Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti per una serie di incontri istituzionali e appuntamenti elettorali. Al centro del primo incontro il futuro dell'idrogeno in Regione e in Italia. L'idrogeno come energia pulita da utilizzare al posto dei combustibili fossili e cercando di essere liberi dal gas. Questo è il tema al centro del primo incontro nell'agenda di oggi del ministro Giancarlo Giorgetti che, nel Palazzo della Regione, insieme al governatore Massimiliano Fedriga, ha incontrato il ministro croato dell'economia Davor Filipović. Abbiamo parlato del futuro delle relazioni tra Croazia, Italia, in particolare Friuli Venezia Giulia e Slovenia, in particolare questo progetto della Hydrogen Valley che è il futuro, perché l'idrogeno è il futuro dell'energia e qui ci sono le competenze nel cuore della vecchia Europa per poter fare molto in cooperazione. Un primo esempio di cooperazione europea transnazionale reale e non soltanto dichiarato. L'unico sistema green oggi per la produzione dell'idrogeno è l'elettrolisi, un processo che consuma però energia e per questo uno dei nodi è quello della produzione di kilowatt tramite l'uso delle rinnovabili. In pratica, e semplificando di molto il procedimento, basta far passare nell'acqua la corrente elettrica a basso voltaggio e si produce ossigeno gassoso e idrogeno gassoso. A settembre 2020 la regione aveva sottoscritto un protocollo con SNAM per una Hydrogen Valley. Con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, questo processo potrebbe subire una netta accelerazione. Ci sono i presupposti per una Hydrogen Valley tra Friuli, Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, ma per fare l'idrogeno ci vuole energia che in Italia non abbiamo, lo ha detto il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti, che ha incontrato i ministri Giorgetti e Davor. Non si può parlare di idrogeno senza prima aver deciso come produrre energia. Anche sul nucleare bisogna prendere una posizione. Si è espresso così il presidente del gruppo Danieli Gianpietro Benedetti al termine della visita in ABS a Cargnacco del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e del suo omologo croato Davor Filipović. I presupposti ci sono, ma per fare l'idrogeno, tutto bello, ci vuole energia, che noi non abbiamo. Sto parlando dell'Italia e come dicevo prima dall'altra parte c'è sia in Slovenia per via della centrale nucleare nuova che fanno sia per parte che hanno gas i croati e quindi si può fare l'idrogeno, ma parlare di idrogeno senza aver deciso come si fa l'energia, quindi è sostenibile, sì, si aumenta, ma ci sarà un limite all'aumento del sostenibile. Poi c'è il gas e poi c'è il nucleare. Bisogna fare una distribuzione ragionata e dire quanto è il massimo di sostenibile con solari, quanto è per eliminare il carbone, perché tutti quanti stanno tutti zitti, ma adesso utilizziamo a pieno il carbone, no? Gas al massimo è quello che avanza con i gasdotti. Bene, non dobbiamo dipendere dalla Russia, poi dipenderemo dal Kazakistan, dall'Algeria, quanto bisogna dipendere da altri. Va deciso, giusto o sbagliato, e quello che rimane va fabbricato, prodotto in loco, con gas sostenibile, eventualmente nucleare, no? Non è mia pertinenza decidere, ma va almeno deciso.
Danieli è intenzionata a fare un investimento da 200 milioni nel sito ABS di Sisak in Croazia per produrvi 600.000 tonnellate l'anno di vergella, motivo per il quale il ministro Davor ha visitato l'impianto Quality Road 4.0 di Cargnacco. Continuiamo a investire sia come Danieli che come ABS, continueremo a investire anche in prospettiva del down economico che ci sarà, io penso a partire da 1 o 2 anni avremo una recessione generale. Il ministro Davor è stato molto impressionato dalla tecnologia dell'impianto, adesso gli chiederemo gentilmente delle precondizioni perché per farlo in Croazia dovremmo avere qualche vantaggio, costo di energia o costo qualche cosa, no? Non da politico ma da tecnico, credo che il Friuli Venezia Giulia debba guardare a est in un modo ancora più costruttivo. Hanno un degasificatore che noi avremo chissà quando, dall'altra parte hanno una centrale nucleare che raddoppiano, quindi ci sono delle compensazioni, delle sinergie che potrebbero, a mio avviso, dare dei buoni risultati in prospettiva. Un nuovo investimento interessa anche il sito di Cargnacco. Qui adesso vogliamo fare una nuova acciaieria, qui in fondo, dove c'è quella gru, che a Sisak c'è già, dove il forno elettrico può utilizzare il sostenibile da solare o wind energy, quindi è predisposta per quello che deve essere il futuro. Comunque in futuro ci sarà grande confusione nelle linee elettriche. Quando lei ha tante fonti energetiche sostenibili, no, che piombano in orari, tempi, modalità diverse, c'è una confusione sulla rete terrificante. Nel frattempo le nostre acciaierie, che hanno una domanda piatta e regolamentata di energia, andranno alla grande proprio perché saranno un aiuto a non dover infierire in aggiunta sulle linee. E tappa anche alla Fincantieri di Monfalcone per il ministro Giorgetti, occasione per discutere i rapporti con la Croazia e conoscere la nuova dirigenza del colosso. Il ministro per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha fatto tappa questa mattina allo stabilimento Fincantieri di Monfalcone, occasione per conoscere l'omologo croato Davor Filipovic, nonché la nuova dirigenza del colosso navale. Ci sono già i progetti sulla propulsione idrogeno di cui abbiamo discusso anche con il collega croato e che si uniscono coerentemente col progetto da Hydrogen Valley che è stata lanciata dal Friuli Venezia Giulia con Slovenia e Croazia. Forzamento della cooperazione, però qui ci sono tutti gli ingredienti e devo dire che c'è anche grande orgoglio da parte mia di presentare a dei colleghi stranieri questa eccellenza italiana. Presenti anche il nuovo amministratore delegato di Fincantieri, Pier Roberto Folgero, nonché il nuovo presidente, il generale Claudio Graziano, alla loro prima visita dopo la nomina. La cosa più bella girando per questo cantiere è vedere tanti giovani. Spesso le competenze non si tramandano. Qua le competenze c'hai la sensazione che si tramandino. Quindi vuol dire grande leadership mondiale, onore a chi l'ha portata fino a qui. Siamo tutti concentrati sulla guerra in Ucraina, ma sarà una guerra di competizione permanente. Con tutte le linee di comunicazione che vengono dal mare, evidentemente c'è una grande importanza di affrontare questa sfida in modo sinergico, potenziando lo sviluppo industriale del Paese. Si è tenuto questo pomeriggio un incontro tra i rappresentanti della RSU, dello stabilimento triestino, della Flex, con il governatore della regione Fedriga e l'assessore regionale al lavoro Rosolén, alla presenza del ministro Giorgetti. È stata garantita massima attenzione da parte del ministro sia al tema dell'individuazione di nuove strategie di investimento legate a fondi ministeriali e del PNRR, che alla gestione condivisa della situazione occupazionale del sito, anche valorizzando le importanti competenze presenti in Flex a Trieste. Come primo passaggio, riferito Giorgetti, abbiamo ottenuto il ritiro delle lettere per gli interinali. In casi analoghi una soluzione si è riuscita a trovare. Metteremo in campo tutti gli strumenti per confermare l'attrattività del Paese. Il problema è sensibilizzare in qualche modo il principale cliente dell'azienda.
Massimo Moretuzzo è stato assolto dall'accusa di diffamazione. Il capogruppo in Consiglio regionale di Patto per l'Autonomia era stato querelato da Francesco Clun, leader di Casa Pound Trieste, dopo l'incursione di quest'ultimo il 4 agosto 2020 assieme ad altre 13 persone nel palazzo di Piazza Oberdan a Trieste durante la seduta della commissione che stava discutendo il piano immigrazione. Il querelante sosteneva di aver perso il lavoro interinale in quanto Moretuzzo aveva definito l'azione del movimento di estrema destra eversiva e antidemocratica, aggiungendo che il dipendente dalla regione doveva per questo essere cacciato dal suo impiego. Questa mattina il Tribunale di Udine ha assolto il consigliere perché il fatto non costituisce reato. La soluzione era stata chiesta anche dal pubblico ministero. Comune, università e associazioni di categoria hanno siglato questa mattina a Palazzo d'Aronco la lettera di intenti per la costituzione di un tavolo di coordinamento per lo sviluppo del distretto del commercio di Udine. Valorizzare la vocazione emporiale di Udine e definire strategie condivise relativamente a progetti di infrastrutturazione urbana che supportino a 360 gradi il commercio e non solo. È stata firmata questa mattina, alla presenza dell'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini, la lettera di intenti per la costituzione di un tavolo di coordinamento per lo sviluppo del distretto del commercio di Udine. L'hanno siglata Comune di Udine, Ateneo Friulano, Camera di Commercio di Pordenone Udine, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Coldiretti e Dite. La situazione è ancora difficile, ci sono aziende che stanno ancora soffrendo e con questo lavoro di squadra e impegno di tutti pensiamo di migliorare la situazione in una città come Udine, città emporiale, che deve gestire questo momento difficile dando orientamenti nuovi anche alle attività commerciali. I distretti del commercio sono previsti dalla legge regionale Sviluppo Impresa, che affida ai comuni il compito di assumere in forma singola o associata l'iniziativa di individuare un ambito territoriale nel quale sviluppare il progetto distrettuale. Il sistema delle attività produttive che sta guardando verso il futuro, fortemente voluto l'istituzione dello strumento dei distretti del commercio, tant'è che è stato inserito in Sviluppo Impresa. In questo mese e mezzo abbiamo istituito diversi distretti del commercio, insomma risposte concrete per i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori della nostra regione. Una vera e propria odissea, il vecchio chiosco di Piazza San Giacomo a Udine è ancora al suo posto nonostante 10 anni passati dal pronunciamento della Soprintendenza alle Belle Arti e il trasloco dell'edicolante nella nuova struttura ai piedi di Palazzo d'Aronco. La sua demolizione prevista per la scorsa settimana è stata posticipata. La ditta incaricata alla rimozione, riferisce la titolare dell'edicola, dopo il primo giorno di sopralluogo non si è presentata né ha mai risposto alle telefonate di sollecito e alle richieste di informazione e la proprietaria sembra ora rassegnata a chiamare una nuova impresa. Sarà inaugurata mercoledì prossimo la scalinata intitolata ad uno storico studente e docente del liceo classico Stellini di Udine, Sergio Sarti. I gradoni saranno infatti dedicati all'illustre filosofo e patriota osovano, nato a Moggio Udinese nel 1920 e morto a Udine nel 2004. Con questa intitolazione, la prima riguarderà una scalinata cittadina, si renderà omaggio a un pensatore profondo e versatile che educò alla conoscenza e al pensiero critico numerose generazioni di studenti e al contempo si valorizzerà un rappresentativo luogo della città percorso negli anni da migliaia di studenti e cittadini. La cerimonia si terrà mercoledì alle 11 alla presenza del sindaco di Udine Fontanini. Oltre al liceo Stellini, i promotori dell'iniziativa sono state le associazioni Gli Stelliniani, Partigiani Osopo Friuli e la friulana Emilio Salgari. L'idea infine è stata accolta favorevolmente dalla commissione toponomastica del comune. Dopo un anno profondamente segnato dalla pandemia, il presidente di Confidi Cristian Vida può comunque tracciare un bilancio positivo del sostegno al tessuto delle piccole e medie imprese del territorio friulano e l'assessore regionale Bini annuncia una norma che consentirà l'utilizzo di nuove risorse per aiutare le imprese. Dopo un anno profondamente segnato dalla pandemia, il presidente di Confidi, Cristian Vida, può tracciare comunque un bilancio positivo del sostegno al tessuto delle piccole e medie imprese del territorio friulano. Lo dicono i numeri.
Dicono innanzitutto che siamo riusciti a portare un bilancio in equilibrio con un utile di 67.000 euro. Dicono che stiamo garantendo complessivamente 224 milioni di fidi erogati dal sistema bancario. Dicono che stiamo migliorando in maniera sostanziale quello che è la qualità dei nostri garantiti e dei nostri soci, con un'ulteriore crescita di oltre 222 soci solo in quest'ultimo anno. Anche il piccolissimo imprenditore oggi si trova influenzato da quello che sta accadendo dall'altra parte del mondo e quindi uno dei nostri compiti principali in questo 2022 sarà quello di accompagnare i nostri imprenditori sempre di più nella conoscenza del mondo, nella conoscenza dei nuovi sistemi di credito e nelle possibilità che ci sono da qui al prossimo futuro, visto che il mondo ormai è cambiato. In assestamento io porterò una norma che consentirà al sistema Confidi di utilizzare delle risorse per aiutare appunto le imprese che hanno subito degli aumenti. Si sono riuniti oggi in Regione i comitati a tutela degli ospedali di Cividale, Gemona, Sacile e Maniago. Chiedono soprattutto la riapertura di un punto di primo intervento e l'istituzione di un tavolo per la sanità. Hanno espresso ognuno le criticità del proprio territorio, i rappresentanti dei comitati Io voglio l'ospedale a Cividale, per la salute delle valli del Natisone, Gemonesi a difesa dell'ospedale San Michele, Pedemontana a Viva Maniago e No taglia alla sanità a Sacile, che oggi si sono riuniti a Udine nella sede della Regione per ribadire quanto avevano già chiesto in un incontro analogo che si era svolto nell'ottobre del 2021. Da allora, hanno sottolineato negli interventi, la situazione è peggiorata e soprattutto non ci sono state risposte da parte della Regione. I comitati di Gemona e Cividale, insieme al Tribunale del Malato, hanno organizzato per venerdì alle 17 un flash mob davanti all'ospedale di Udine per rivendicare l'immediata riapertura dei punti di primo intervento e chiedere la soluzione del problema delle guardie mediche che mancano. I comitati chiedono ancora una volta un incontro con il presidente Fedriga affinché intervenga subito nella sanità regionale per cercare di porre rimedio a una situazione di sofferenza a tutti i livelli che non è ancora esplosa solo grazie all'abnegazione del personale sanitario malpagato e stressato che è allo stremo e che, sottolineano i comitati, non finiremo mai di ringraziare per quello che sta facendo in queste difficili condizioni. I comitati chiedono ancora una volta un tavolo di lavoro dove siedano tutte le forze politiche, i sindacati dei lavoratori della sanità, dell'associazionismo, del volontariato e dei comitati dei cittadini per concordare una legge di sistema. Una cerimonia breve ma intensa per riaffermare il valore della legalità e che ha lasciato spazio anche a ricordi personali di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli agenti della scorta uccisi dalla mafia. 30 anni di distanza dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio, l'Ordine degli Avvocati di Udine ha voluto ricordare con un minuto di silenzio il sacrificio degli uomini e delle donne che hanno perso la vita nell'affermazione della giustizia. Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine, Massimo Zanetti, ha detto: questo significa rinnovare il nostro impegno quotidiano nella salvaguardia della legalità, un impegno che coinvolge avvocati, giudici, pubblici ministeri e forze dell'ordine. Non più di 1.000-1.200 persone e 350 auto. Sono questi gli accessi possibili per chi venerdì vorrà gustarsi il passaggio della tappa del Giro d'Italia al Passo Solari, luogo dove morì Riccardo Giusto, il primo caduto nella Grande Guerra. Passo Solari, in comune di Drenchia, si trova a quota 956. L'area fu interessata dalla battaglia di Caporetto e lì è stato dedicato un monumento a Riccardo Giusto, il primo caduto della Grande Guerra per l'Italia. Davanti a questo manufatto transiterà il Giro d'Italia venerdì, dove in precedenza ci sarà una cerimonia abbinata ad un concerto della fanfara sezionale dell'ANA di Udine e della Filarmonica di Vergnacco. Questa mattina nella sede ANA di Udine il paron del Giro, Enzo Cainero, ha spiegato come l'area sarà particolarmente presa d'assalto dagli appassionati e l'accessibilità verrà perfezionata domani in questura durante un incontro, ma intanto il piano della viabilità è stato allestito. Avvertimento principale: la zona di competenza avrà un numero massimo di 1.000-1.200 persone e non più di 350 auto. Non voglio sbilanciarmi sui numeri, non è una tappa che richiede i numeri dell'alta montagna, però è una tappa che richiede di seguire soprattutto nelle valli con molta attenzione. È un impegno grosso, anche perché faremo scoprire a tanti friulani cos'è Passo Solari, perché molti non lo conoscono. Passo Solari, oltre a essere una bellissima località, è successo un fatto d'arme nella prima guerra mondiale dove
purtroppo perì il primo caduto della prima guerra mondiale, Riccardo Giusto. Cainoro ci ha chiamato e ha detto: abbiamo bisogno di fare questa cerimonia, ma abbiamo bisogno anche di portare gli alpini su questo passo, anche per la tutela dei corridori che devono passare, e quindi fare un cordone umano. Lo Scriptorium Foro Iuliense festeggia i 10 anni dalla sua fondazione. Oggi ha presentato a Palazzo Belgrado a Udine copie a tiratura limitata della operina di Ludovico degli Arrighi, detto il Vicentino, quella che è una pietra miliare per la storia della calligrafia e della scrittura. Sono 10 anni e proprio 10 anni fa siamo partiti da questo palazzo con il primo libro che abbiamo fatto, copiato, e adesso siamo qui con degli enti internazionali a festeggiare i nostri 10 anni e i 500 anni del primo manuale di scrittura di Ludovico il Vicentino, la operina appunto, e oggi la presentiamo e questa è la prima di una serie di presentazioni che avverranno in Italia e anche all'estero. E ci aiuta a promuovere quello che custodiamo all'interno della Guarneriana. Ludovico degli Arrighi con la sua La Operina è una prima edizione custodita nel nostro patrimonio guarneriano. E poi molto importante il lavoro di Scriptorium, perché si occupa anche di inclusione sociale, quindi questi progetti hanno sempre valenza sociale di reinserimento o inserimento lavorativo di persone svantaggiate, quindi questo è qualcosa a cui l'amministrazione di San Daniele tiene moltissimo. All'estero tutto ciò che è l'eccellenza italiana ha una grande rilevanza. Nel mondo dei beni librari ci rendiamo conto della storia ultracentenaria della cultura della stampa e ancora più antica la cultura manoscritta, e quindi valorizziamo i beni culturali, librari italiani all'estero, e c'è molta attenzione per questi temi. Sì, c'è una tradizione calligrafica francese, c'è chi pratica la scrittura antica, studia antichi codici per trovare le tecniche, le forme e farne qualcosa di nuovo oggi. A nemmeno 24 ore dall'ultima partita di campionato, con la vittoria di ieri al Rechi contro la Salernitana, è separazione tra Cioffi e l'Udinese. La società bianconera in un comunicato ha detto che il tecnico non rinnoverà il suo contratto, sarebbe atteso a Verona, mentre l'Udinese si prepara al futuro con Pecchia in pole, ma ci sono anche altri nomi. Ne parliamo tra poco a Sport FVG, dove daremo spazio anche al basket e ancora anche alla situazione, l'incidente che ha coinvolto il ciclista Nicola Venchiarutti. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buona serata, arrivederci.